Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha appena riconfermato alla guida dell'associazione. È una grande polemica quella di questi giorni sui risultati anche sul fronte economico del governo. È ovvio che il governo si basa anche su quello che riescono a fare le imprese sul territorio. Dati che non sembrano buoni, però bisogna pur reagire in qualche maniera. Bisogna reagire, i dati non sono buoni, anche se ci sono certe imprese, certi comparti che anche in questi momenti, così soprattutto le aziende più organizzate, chi esporta, che hanno saputo così sopravvivere e ne stanno uscendo anche in modo positivo in questo momento. Certo, che la crisi è profonda, abbiamo ancora davanti settimane, mesi, ma possiamo parlare anche di anni complicati. È stata un'elezione all'unanimità, quindi avete saputo anche fare squadra intorno al suo nome, intorno a una riconferma, ed è un esempio che forse anche il paese potrebbe seguire. Beh, sì, sono stati bravi i miei colleghi perché è da loro che hanno saputo trovare un'unità su questo nome e io certamente ho dato la mia disposizione. Beh, dovrebbe essere un modello anche di compostezza istituzionale che ci dovrebbe essere a Roma in questo momento, al di là di quelle che sono le legittime preoccupazioni e sono tante. Le nostre imprese sono anche bravissime a riconvertirsi in velocità e soprattutto questa pandemia sta sfidandole veramente a cambiare mentalità, a cambiare anche certe volte produzione in tempi lampo. Come stiamo reagendo? Beh, è nel DNA dell'imprenditore sapere interpretare così i momenti storici, molti lo stanno facendo molto bene. Abbiamo bisogno anche di una cornice istituzionale ed economica che ci aiuti, abbiamo bisogno di sapere di questo recovery fund, quanto e come riusciremo a portarlo nelle nostre imprese, perché abbiamo bisogno di fare ricerca, perché sicuramente anche nei consumi porterà dei cambiamenti questa pandemia. Mm. Lei è intervenuto anche sul tema della cassa integrazione che sappiamo ha sostenuto l'impresa un po' in tutta Italia e particolarmente qui da noi in questi mesi difficili, però sembra ormai urgente riformare questi ammortizzatori sociali. Sì, assolutamente vero. Cassa integrazione è stata indispensabile in un momento tragico per la nostra economia, per il nostro paese. Ora ci sono delle aziende che vanno bene, che hanno anche bisogno di riassumere. Sa, un'azienda fa fatica a riassumere quando non ha la possibilità poi anche di licenziamenti. Cosa succede? Che la mia paura è che con la cassa integrazione si voglia spostare in avanti il problema, invece lo dobbiamo affrontare adesso. Il mercato del lavoro necessariamente dovrà essere modificato, cambierà, c'è bisogno soprattutto per i lavoratori di quei settori così più in difficoltà anche di agire con proposte positive, quindi con la formazione, il ricollocamento in altri settori in altri settori industriali così che stanno andando meglio.